Forse ho sprecato un'occasione, indubbiamente sono stato uno sciocco, ma in certi casi è difficile prendere la giusta decisione. Giselle era lì, sembrava un'apparizione, poteva essere la svolta della mia vita. Forse sì, forse no, ormai è andata. Sarebbe bello rimediare, sarebbe bello. Dovevo darmi una mossa ma sono stato fermo. Me lo avevano detto, su dai cogli il momento. Ma in certi casi lo si sa è tutto più difficile. Sono troppo sensibile, la vita è imprevedibile. Giselle era lì davanti a me, bella più che mai, spensierata e sorridente, io immerso nei miei guai. Avevo 21 anni, eravamo a Firenze. Mi sorride e mi guarda con fare suadente. Mi faccio largo tra la gente, mi presento, divertita lei mi chiede se qui da tempo, io rispondo no, sono qui in vacanza. Lei mi propone facciamo una passeggiata. Certo, dimmi tu dove vuoi andare, di cosa vuoi parlare, cosa vorresti fare. Lei mi dice che vuole essere sorpresa. Davanti al suo sorriso per me non c'è difesa. No, direi proprio di no, non c'è stata difesa per me. Non sapevo cosa fare, non sapevo come comportarmi, non sapevo cosa dire. Fossi stato uno di questi super uomini, ma io no, non sono così. Sto solo cercando me stesso, cerco la mia meta, navigo verso Itaca. Maledizione Giselle, dove sei? Maledizione Giselle, maledizione Giselle, io ti aspetto ancora. Giselle è nata e cresciuta a Lione, i suoi occhi color miele hanno un magico bagliore. Ghiotta è l'occasione, non la posso sprecare, la mia vita è un'epopea, gliela sto a narrare. Sono uno studente, amo la letteratura, lei mi dice fantastico, io amo la pittura. Poi mi domanda di me, ti prenderesti cura? Io rimango spiazzato, mi assale la paura. Camminiamo, andiamo alla galleria degli Uffizi, c'è qualcosa tra di noi, non siamo amici. Sogno di vederla come la Venere di Urbino, non spiccico parola, Dio che ragazzino. Lei mi ha conquistato, sono in suo ostaggio, sembro un adolescente come il Bacco di Caravaggio. Peccato, ho sprecato un'opportunità, forse non era il momento, chi lo sa. No, non era il momento, probabilmente non era il momento. Probabilmente ero troppo immaturo, forse non ero pronto, forse non era la persona giusta per me. Chi può dirlo? Non ho risposte, ho solo domande. Giselle maledizione, Giselle dove sei finita? Cosa stai facendo? Chissà se sei felice. Sono stato uno sciocco Giselle, ma nonostante ciò io ti aspetto ancora e navigo verso Itaca.